Un po' sono dispiaciuto per una cosa, che quest'anno ci è mancato il carnevale. Ci è mancato il carnevale, quindi non per me, perché io ho una certa età e mi posso... Non è che sono tanto dispiaciuto. Guarda quei ragazzi, quei giovani che ogni anno aspettano il carnevale di Tempio, non credo che l'abbiano presa bene. Purtroppo non è colpa di nessuno, perché per causa di questo... Cosa è successo? È successo che per causa di questo virus ognuno pensa alla salute, e quella sono d'accordo anch'io, che sia meglio pensare prima alla salute e poi il carnevale. I ragazzi lo stavano aspettando tanto, pensa che mi hanno chiamato anche il gruppo dove ero io, mi hanno chiamato a vedere come ero passato, come l'ho sentita, se l'ho sentita, se non l'ho sentita. L'ho detto, è una cosa che purtroppo non è causata da nessuno, è causata da questa pandemia, e quindi io mi auguro che un altro anno che sia meglio di quest'anno. Me lo auguro perché purtroppo cosa possiamo dire? Altro possiamo dire, speriamo che faccia giornate belle, che usciamo perché dobbiamo uscire, non possiamo stare chiusi in casa, che finisca questi orari alle 10, alle 8, che la cosa che si riprenda. E poi, altra cosa volete dire, ragazzi? Vi auguro il bene che volete voi. E aspettiamo un altro anno, se Dio vuole. Altra cosa vi posso dire? Sono dispiaciuto anch'io, perché molti mi aspettavano di questo carnevale. Però quello che non si può fare, non si può fare. Auguro ai ragazzi a un altro anno meglio, di star sani e che finisca tutta questa. Ringrazio tutti quanti a chi mi sta ascoltando. Mi hanno preso in un momento che non sono tanto in vena, guarda, perché ciao, e noi ci auguriamo che vada tutto bene, e così il manager che mi sta riprendendo mi ha preso il contropiede, però io lo ringrazio e ringrazio tutti quando a me mi fanno piacere, quando mi cercano, io sono sempre a disposizione, e è un altro anno meno, stile, dai.